Buona giornata, benvenuti, bentrovati per un appuntamento che è con un weekend allungato, il classico weekend del 1° e 2 novembre, e allora vediamo quali sono le principali notizie. Lo ricordo attraverso la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com. Trovate tutti i nostri servizi in modalità on demand, potete scaricarli e rivederli quando e come vorrete. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, canale 95 appartenente al Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, che sul canale 95 potrete vedere in Veneto e Friuli Venezia Giulia. E allora iniziamo questo weekend, questo lungo weekend per quanto riguarda lo sport. Iniziamo con il tennis anche oggi, perché Berrettini contro Tsonga è uscito in 2 set per questa gara, nulla da fare per l'italiano. Fognini si illude invece per un set e poi crolla e perde, un po' come troppo spesso le capita, perde la testa spaccando la sua racchetta sul terreno di gioco. Cambiamo sport, dal tennis ai Gran Premio degli Stati Uniti, siamo nell'automobilismo, Formula 1, domenica si corre il Gran Premio degli Stati Uniti, terzultimo dei 21 Gran Premi, con Hamilton che potrebbe laurearsi campione del mondo. Si corre anche la MotoGP a Sepang, si corre l'alba italiana con Marquez, che è già tranquillamente campione del mondo, e per questo ci sarà appunto passerella per questa penultima gara. Da una manifestazione all'altra, da Sepang andiamo in Giappone, dove nel rugby siamo giunti ormai alle battute finali. Finalina domani, terzo o quarto posto a Tokyo, tra la Nuova Zelanda degli All Blacks, delusi per la fuoriuscita dalla possibilità di disputare la finalissima, e il Galles. Finalissima invece che si giocherà sabato a Yokohama, sempre in Giappone, tra Inghilterra e Sudafrica. Rimaniamo nel rugby e parliamo di casa nostra, parliamo di Benetton Rugby e di Pro 14. La compagine trevigiana è tornata alla vittoria e ha riaperto il suo campionato con la vittoria 39-30 contro i sudafricani dei Kings. I Kings, che tra l'altro sono rimasti nella marca trevigiana, si stanno allenando e stanno soggiornando in quel di Mogliano in queste settimane. Sentiamo il nostro servizio con un'intervista realizzata a Nicolò Cannone, uno dei giocatori più in forma e più apprezzati dal pubblico del Monigo. Eccolo. Sì, è stata la prima vittoria di questo inizio di stagione e sono stati 5 punti molto fondamentali per noi per questo inizio di campionato. Ci sono stati dei piccoli errori nonostante la vittoria, che abbiamo subito analizzato e probabilmente andremo a cambiare qualcosa nel corso delle partite che verranno. Una buona prestazione nonostante tutto, con qualche sbavatura, diciamo, come abbiamo sottolineato, e personalmente anche una tua buona prestazione. Sì, spero di aver dato il 100% per la squadra. Abbiamo fatto grandi cose, sono state molto buone cose finalmente, e credo che la squadra stia lavorando veramente bene e che nel corso delle prossime partite vedremo, ci sarà ancora un po' di spettacolo, tante belle cose. Torno ancora sul personale. Sbaglio dicendo che c'è un bel feeling tra te e il pubblico di Monigo, che già dallo scorso anno mi pare che ti abbia accettato più che bene. Spero, per me è un onore scendere in campo con questa maglia in uno stadio come il Monigo, è un tifo bellissimo, sentirsi a casa quando giochi là, è sempre una bellissima atmosfera. Spero di piacere, insomma, ai tifosi così, e io quando scendo do il 100%, quindi speriamo. Con Edimburgo sarà una partita molto, molto difficile, soprattutto sul piano fisico. Abbiamo incontrati l'anno scorso, non è stata una partita difficile nonostante la vittoria, però penso che migliorando i dettagli che abbiamo riscontrato contro Southern Kings potremmo mettere in difficoltà. Certo, con il rientro dei ragazzi che erano in Giappone sarà ancora più alta la competitività e giocarsi il posto, però penso sia una cosa bella questo, ti spinge a dare il 100% durante l'allenamento, non hai mai un basso, devi sempre mantenere un livello alto.
anche perché se non ti alleni bene le probabilità di giocare sono poche, quindi è un input a allenarsi bene, a lavorare tanto. Facciamo l'invito? Sì, venite a sostenerci contro Edimburgo, che ne avremo tanto bisogno. Contro Edimburgo al Monigo si gioca alle 18:15 nella giornata appunto di sabato. Passiamo alla basket con le coppe. Ieri sera scusatemi, Malaga-Trento è finita 93-74, 7-4 e Virtus Bologna batte Monaco 77-75. In Champions League Sassari batte Ostenda 90-71 e Digione batte Brindisi 95-79. Per il basket di Serie A1 di casa nostra, domenica ritorna la TVB De Longhi Treviso al Palaverde alle ore 18:30 per affrontare Pesaro. La pallavolo, con la pallavolo maschile adesso c'è la Supercoppa, si giocherà soltanto a Verona tra i padroni di casa e Piacenza, ferma quindi parzialmente la Superlega. In A1 femminile invece l'Imoco Volley Conegliano continua a vincere 3-0, a farne le spese è stata Pomica Salmaggiore dell'ex Gaspari. Si è cominciata ieri sera la quarta giornata del campionato ed è iniziata con l'Igor Gorgonzola Novara che ha vinto 3-1 contro Busto Arsizio. Sentiamo il tecnico Massimo Barbolini. Ma tutto ha fatto male perché noi giochiamo con diversi problemini dal punto di vista tattico. Io devo fare complimenti incredibili alle ragazze perché laddove non riusciamo a fare riusciamo veramente a sopperire con la difesa, con l'intelligenza in attacco, veramente bravissime. Stasera hanno fatto un qualcosa di eccezionale contro un Busto che ha giocato penso un'ottima partita, un Busto al completo, un Busto che però alla fine siamo riusciti a battere, sono molto contento. Sono stati decisivi chiaramente i set finali, la parte finale del set in cui voi siete riusciti a prendere le misure, insomma a fare quel break utile. Sì, una volta li vinci, una volta li perdi, è ovvio che quando arrivi punto a punto e lì è decisivo e lì bisogna saper gestire bene la palla e noi l'abbiamo gestita bene, un pochino nel terzo set abbiamo fatto un po' di confusione, però brave, ripeto, brave le ragazze, ma non solo nella finale, perché arrivare con Busto a giocarsi punto a punto vuol dire già fare qualcosa di eccezionale. Come ha visto invece Busto? Busto, come ho detto, penso abbia giocato un'ottima partita di Busto, però noi siamo riusciti a fare qualcosina in più. Questo era Massimo Barbolini, tecnico dell'Igor Gorgonzola Novara, che deve fare a meno di parecchie giocatrici in questo inizio di campionato, tra cui anche la trevigiana Brakocevic-Canzian. Questa sera c'è l'Imoco che scende in campo in quel di Caserta ed è una trasferta piuttosto impegnativa. Vedete qui la formazione trevigiana che dovrà giocare al massimo per avere ragione appunto di Caserta. Poi rientro, la notte l'Imoco la passerà a Caserta, la notte di Halloween, poi il rientro domani mattino per essere già pronti poi lunedì sera alle 20:30 contro Bergamo al Palaverde. Andiamo a parlare di pallavolo maschile. La A3 di pallavolo maschile vede Motta di Livenza impegnata, non si perde da circa 10 mesi, il prossimo turno è un turno ancora interno contro Civitanova. Ed ora il calcio, perché ieri sera è iniziata la 10ª giornata del massimo campionato italiano con questi risultati: Verona batte Parma a Parma 1-0, l'Inter ha battuto il Brescia 2-1, questo si sapeva già, mentre ieri sera Napoli e Atalanta pareggiano 2-2 tra molte polemiche, un paio di espulsioni, Ancelotti costretto ad andarsene anzitempo dal campo, insomma un rigore che ha fatto discutere. Cagliari batte Bologna 3-2 con un Cagliari che è lanciatissimo al quinto posto
posto in classifica. Juventus batte Genoa 2-1 con un rigore concesso a CR7 che anche qui fa discutere. Lazio batte Torino 4-0, Sampdoria Lecce 1-1, Sassuolo-Fiorentina ha vinto la Fiorentina 2-1, l'Udinese che in casa ne busca 4 dalla Roma, mentre questa sera chiuderà la giornata il Milan che affronterà a San Siro la Spal. Classifica Juventus 26 punti, Inter 25, quindi la Juve che torna in vetta alla classifica. In Serie B le Venete bene perché il Pordenone, ecco in questo caso le friulane, il Pordenone vince a Venezia per 2-1, Cittadella vince con il Livorno 1-0 e Chievo batte Crotone 2-1. Per quanto riguarda la Serie D, qui ci stiamo avvicinando ai campionati che più da vicino seguiamo. Il Montebelluna nel turno infrasettimanale in casa contro il Delta Rovigo ha vinto 1-0 ed è stata una buona vittoria perché finalmente sembra che le cose stiano ingranando in quel di Montebelluna. Il Mestre ha battuto il Tamai per 1-0 al Baracca, anche qui si sta ingranando. Sentiamo il tecnico Ballarin che ha sostituito ieri il tecnico titolare perché era squalificato. Eccolo. Siamo qui eccezionalmente, direi, con Alessandro Ballarin che va a sostituire, come sappiamo, i due mister che oggi erano squalificati. Alessandro, una partita strana, forse condizionata da questo periodo anche più di testa, no? Che di altro, che però alla fine si è risolta nel migliore dei modi. Ma sicuramente la partita rispecchia il momento della squadra, il momento della classifica, però al tempo stesso penso che la squadra oggi abbia messo in campo tutto quello che c'era da mettere: cuore, determinazione, coraggio, fino all'ultimo minuto ci ha creduto ed è stata premiata. Sicuramente si può far meglio, ma oggi quello che contava erano sicuramente i 3 punti. Sì, abbiamo visto indubbiamente anche da parte dei giocatori, anche dei nuovi entrati, una determinazione, ma ci sono ancora degli errori che evidentemente andranno corretti, dopo starà a mister Zacchin, però non si può parlare di mancanza di determinazione di questi ragazzi. Ma assolutamente, penso che oggi l'avete vista tutti. Se c'è una cosa che oggi non è mancata, penso sia stata proprio la determinazione. Dopo, per quanto concerne gli errori li fa chi fa qualcosa, chi non fa non potrà mai fare errori, perciò io penso che oggi se la siano meritata, ci hanno creduto fino alla fine e sono stati premiati e se lo meritavano. Dal punto di vista del morale ovviamente è una vittoria che vale tantissimo. Sicuramente sia dal punto di vista del morale vale tantissimo che dal punto di vista della classifica, perché oggi i ragazzi lo sapevano che era fondamentale fare i 3 punti e questa vittoria è importante. Vittoria importante, avete sentito Ballarin che sostituiva il tecnico appunto del Mestre, tra l'altro anche quello del Tamai era squalificato. Gli altri risultati: Feltre batte Este 1-0, ad Adria Belluno batte Adriese 3-1, Cartigliano e Luparense pareggiano 1-1, la classifica vede Cartigliano e Campodarsego al comando con 22 punti, Luparense e Ciarlins Muzane a 20, Montebelluna che scenderà a Este domenica per affrontare ancora una forte del campionato. Per quanto riguarda l'eccellenza, nel girone A Giorgione in testa davanti al Sona e domenica derby che riguarda la testa e la coda della classifica, proprio tra il Giorgione, la testa, e la Godigese, ovvero la coda. Mentre nel girone B si complica la vetta tra Portogruaro, Porto Mansuè e San Donà di Piave, ne approfitta il San Giorgio Sedico che si mette in prima posizione. Intanto ci sono 2 anticipi. Sabato anticipano Montello Porto Mansuè, quindi Montello Porto Mansuè anticipato alle 14:30, mentre alle 15:30 altro anticipo tra Vittorio Veneto e Union QDP. Ce n'è un terzo, ci comunicano, ed è quello tra il Real Martellago e la Robeganese. Nella Coppa di Eccellenza invece il Porto Mansuè è stato sfortunato e nella fase regionale affronterà il San Donà di Piave con andata il 20 novembre nella Marca Trevigiana, cioè a Mansuè, e l'11 dicembre il ritorno. In promozione, campionato con l'Opitergina davanti a tutti, ad inseguire c'è il Treviso di Bellotto che ha cominciato la sua rimonta e quindi eccolo qui Bellotto che ha fatto risultato pieno da quando si è insediato
insediato in panchina. Per la Coppa, quarti di finale in gara unica il 13 novembre tra Scardovari e Conegliano. C'è Coppa anche in prima categoria, siamo agli ottavi di finale, gara unica il 13 novembre, Santa Lucia Susegana, Ponte Crepaldo ed Alpago Refrontolo. Per chiudere, due notizie in breve per il basket. In Serie A2 femminile Ponzano sarà in casa per un altro derby contro le Giants Marghera, sempre sabato sera, e invece in Serie B maschile la Ruker Sanve, 6/6 le vittorie fino a questo momento del campionato, sarà in trasferta contro l'ultima della classe, Gilbertina Soresina. Con questa notizia termina il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport, un weekend che allunghiamo, non ci sentiamo domani, ma ci sentiremo lunedì. A tutti voi buona giornata e buon weekend.